Ti dico la verità, io l'ho trovato e l'ho trovato così, non c'era nessuno, quindi non so. Quindi non c'erano testimoni questa mattina quando è successo il fatto? No. Quindi l'ha trovato lei, sostanzialmente ha lanciato lei l'allarme. Sì, e adesso devo andare ai carabinieri. È stato questo collega a trovare Andrea Toffoli, 48 anni, esanime accanto al camion che stava manutentando. L'incidente nella prima mattina alla Canziani Inerti, in strada delle Fornaci a Spresiano, a uccidere Toffoli travolgendolo una delle sponde del mezzo pesante. Non ci sarebbero testimoni diretti della tragedia. Inutile ogni tentativo di soccorso, lo stesso elicottero del SUEM, appena decollato dal Cafoncello, è stato fatto subito rientrare. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, carabinieri, Spisal, quasi 3 ore di rilievi, poi il corpo è stato affidato al carro funebre. Toffoli, nato a Vittorio Veneto ma residente ad Arcade, lascia la moglie Loretta e 2 figlie di 15 e 18 anni. Nel corso della mattinata i familiari arrivano alla spicciolata. A trovare la forza di parlare il cognato Fortunato Bettiolla, che in poche parole tratteggia l'uomo e il lavoratore. Un bravo camionista, chiedete ai suoi colleghi, vi dirà che era un bravo ragazzo. Dicono tutti che era anche esperto del suo lavoro. Bravissimo, sì, non riusciamo a capire come mai sia successo questo. Un interrogativo doloroso che accomuna familiari e colleghi, come Iaia. Purtroppo stamattina abbiamo parlato qua, scusami. Era un amico. Sì, era un amico, perché anche lui quando sono arrivato qua mi ha aiutato tanto. Io non avevo esperienza, le prime manovre, lui mi ha aiutato tanto. Quindi lui era esperto, ti ha aiutato? Sì. Era uno esperto. Ora bisognerà capire se Toffoli abbia operato in sicurezza, se sia stato un errore umano, se la tragedia sul lavoro, l'ennesima nella Marca, potesse essere evitata. Abbiamo dei sabati programmati, che quando si fa manutenzione si va a Spresiano dove abbiamo l'officina. Qua ti vieni a pulire la cabina, al sabato qui che vuole pulirsi la cabina e basta, insomma, se no per fare le manutenzioni si va a Spresiano. Scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, in azienda per il momento c'è poca voglia di parlare. Ci sono i carabinieri che vi daranno Delle dinamiche. quando potete venire a vedere, vi diranno loro.